Il tema è caldo soprattutto nel mio comune, perché come tutti avrete letto e sentito c'è la proposta di un insediamento produttivo legato appunto alla produzione di biometano. Io farei una premessa perché parlando di processo di transizione energetica attraverso chiaramente l'utilizzo delle fonti rinnovabili, è chiaro che rappresenta un obiettivo, tra l'altro soggetto a una grossa incentivazione dal punto di vista europeo, nazionale e ovviamente anche regionale quando parliamo del piano regionale strategico legato all'utilizzo di queste fonti. Quello che manca dal mio punto di vista è una pianificazione reale, cioè calare dall'alto queste norme che incentivano e spingono la produzione di energie rinnovabili va benissimo, io sono favorevolissima, non ho mai detto di no all'impianto di biometano. Quello che manca secondo me è decidere veramente anche con la condivisione con i territori dove insediare queste realtà, questi insediamenti produttivi. Questo rientra all'interno del ruolo del sindaco purtroppo. Ma io parlavo prima con la collega, prima di entrare, affrontavamo appunto questo tema e sono d'accordo pienamente con lei. C'è bisogno che ci sia una regolamentazione nella individuazione poi di quelle che possono essere le aree più adeguate per poter realizzare questi impianti fotovoltaici. Anche noi non siamo contrari alla realizzazione degli impianti fotovoltaici o anche di altri impianti collegati a energie alternative, questo sicuramente siamo favorevoli su questo, però ci deve essere un metodo. Ecco, in questo momento noi vediamo tante aziende che si interfacciano col comune di San Giovanni in particolare, chiedono la realizzazione di impianti fotovoltaici, a volte ci bypassano e passano direttamente a chiedere l'autorizzazione in regione. Di fatto noi perdiamo un po' di autorità, perdiamo un po' il controllo del territorio perché queste aziende sono legittimate a insediarsi nel rispetto di determinate normative.